Buonasera a tutti, io sono Erika Mezzoli e sono una Marie Curie Fellow presso l'Università di Lubiana con il progetto We Can It riguardante il lavoro marittimo femminile nelle due transizioni post-guerra del Novecento nell'Adriatico nord-orientale. Essendo una delle organizzatrici dell'evento assieme alla Casa Internazionale delle Donne di Trieste, desidero ringraziare personalmente e pubblicamente tutti i partecipanti che hanno deciso di voler condividere il loro punto di vista, il loro contributo su temi così importanti, così pressanti dell'attualità. La mobilità del lavoro femminile e la coercizione o più in generale la questione della violenza. Violenza anche sul posto di lavoro, anche questo è un aspetto importante della violenza. Io oggi in questa occasione avrò un ruolo statico, ovvero farò da moderatrice. Ciò significa che scandirò i tempi della tavola rotonda. Lo avrete capito, probabilmente lo saprete già, la caratteristica più importante in assoluto di questa tavola rotonda è il fatto che abbiamo un servizio di interpretazione dall'italiano all'inglese e viceversa. Questo è uno strumento potentissimo che ci permette di comunicare in questo triangolo tra Lubiana, Trieste e Zagabria, ma che ci obbliga ad essere anche molto disciplinati, altrimenti non funziona. Cosa significa essere disciplinati? Il microfono deve stare sempre spento. Non vi preoccupate, se ve lo dimenticate acceso, provvederò io a staccarvelo, perché altrimenti c'è un problema di eco. Poi, a beneficio del pubblico, vorrei spiegare un secondo come funziona lo strumento di interpretazione di Zoom. Nella barra degli strumenti di Zoom, qui in basso, troverete un globo. Quello è lo strumento interpretazione di Zoom. Se voi cliccate lì, troverete tre indicazioni. Primo, disattivato. Secondo, italiano. Terzo, inglese. Se cliccate sull'indicazione italiano, sentirete la versione italiana della tavola rotonda. Se invece cliccate su inglese, sentirete la versione inglese della tavola rotonda. Poi, sempre a beneficio del pubblico, di nuovo microfono sempre spento. Alla fine di tutti gli interventi sarà possibile fare delle domande agli speakers. L'unico modo per fare delle domande ai relatori è quello di scrivere la domanda nella chat, ok? Sarà poi mia premura rivolgere la domanda all'ospite. Naturalmente voglio precisare che le domande tra relatore e relatore, quindi tra i due speakers, avranno la precedenza rispetto alle domande del pubblico. Ora passiamo alle raccomandazioni a beneficio dei nostri relatori. Vi ricordo di tenere il microfono sempre spento e di accenderlo solo quando è il turno di prendere la parola. Parlate lentamente per consentire ad Ingrid, la nostra interprete, di poter fare il suo lavoro. E ricordo che a metà circa della tavola rotonda faremo una piccola pausa di 5 minuti per consentire ad Ingrid di prendere fiato per un istante. Passiamo un attimo alla scaletta e ai tempi degli interventi. Allora, dopo di me parlerà Patrizia Saina, presidente della Casa Internazionale delle Donne di Trieste e organizzatrice assieme al progetto We Can It di questa tavola rotonda. Porgerà i saluti istituzionali. Poi Urška Sterle vuole porgere i suoi saluti, avrà un paio di minuti a disposizione. Poi sarà il turno di Pia Covre con i saluti da parte del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Dopo i saluti di Pia Covre partiremo con gli interventi veri e propri.
avremo Ermine e Veronica, che avranno complessivamente 25 minuti, quindi complessivamente, quindi circa 12 minuti a testa, nella stessa slot. Proseguiremo con l'intervento di Anna, che avrà 15 minuti a disposizione. Poi faremo una piccola pausa, la pausa che vi dicevo prima a beneficio di Ingrid. Riprenderemo i lavori con le comunicazioni di Cyril e di Melike, che avranno a disposizione 20 minuti complessivamente, anche in questo caso. E poi infine avremo l'unico uomo di questa nostra giornata, Goran, tra l'altro l'unico sindacalista che potrà parlare un po' più di 10 minuti, perché il nostro segretario generale della Camera del Lavoro di Trieste, Michele Piga, purtroppo non potrà essere presente questa sera. I triestini presenti sanno che giornata complessa sia oggi per Trieste. Dopo l'ultimo intervento, dopo l'intervento di Goran, ci sarà la possibilità di fare delle domande. Io direi che per il momento da parte mia è tutto e passo la parola a Patrizia. Grazie mille, grazie ancora. Grazie a te Erika e buonasera a tutti i partecipanti. Io mi associo al saluto che Erika ha già rivolto a tutti e devo dire che io e Erika non ci conoscevamo, ci siamo incontrate, lei mi ha contattato alcuni mesi fa e mi ha presentato questa proposta. Una proposta che a me sin dall'inizio è sembrata splendida perché è un argomento che noi trattiamo quotidianamente e ci rendiamo conto di quanto problematico sia il suo approccio e qualsiasi tentativo di soluzione. Io riflettevo sul titolo di questo intervento. Il titolo di questo intervento, Rotte di mare e di terra, vabbè, questo lo conosciamo tutti. Però le 4 parole che seguono, i 4 sostantivi che seguono, donne, mobilità, lavoro, coercizione, a una persona che non si occupa di donne, che non si occupa di migrazioni, che non si occupa di accoglienza, possono sembrare assolutamente poco connesse fra di loro. In realtà, invece, la situazione è gravissima, se non drammatica. Assistiamo costantemente, noi come Casa Internazionale delle Donne, all'arrivo di donne provenienti da paesi stranieri, donne con altre culture, donne con altre abitudini, donne con diversi gradi di alfabetizzazione, donne che vogliono e devono essere immesse nel mondo del lavoro, a volte senza una preparazione specifica, per cui noi ci impegniamo per cercare di creare delle situazioni di, come dire, di creare delle possibilità per queste persone, indirizzarle alle strutture preposte, dando loro delle conoscenze non solo della lingua italiana, perché questo lo fanno in molti, ma della, tra virgolette, civiltà, cioè
conoscenza del territorio, conoscenza dei servizi, conoscenza delle istituzioni, conoscenza del sistema scolastico per i loro bambini. E ogni anno i problemi sembrano, anziché risolversi, accrescersi purtroppo costantemente. Per cui essere qui questa sera a sentire esempi di buone pratiche, di come questi problemi vengono affrontati anche in altri paesi, di cercare, se possibile, di istituire una rete così tra di noi anche nei paesi confinanti, ma anche con altri paesi del territorio europeo, per conto mio è una possibilità che si deve portare avanti, che si deve così stimolare. Ringrazio pertanto Erika, perché è vero che lei ha citato più associazioni che hanno organizzato il tutto, però in realtà il grosso del lavoro, e vi assicuro che è stato estremamente impegnativo, l'ha fatto lei. Dunque grazie ancora Erika, e speriamo che questo nostro incontro di questa sera si porti avanti nel tempo. Se riusciremo anche a creare una rete di collaborazione, sarà un risultato ottimo. Non porto via altro tempo ai relatori, auguro a tutti un buonissimo lavoro. Grazie. So, good evening from my side as well. I come from the historical department of the University of Ljubljana, which actually guests Erika Smezzoli excellent project. And I would just like to speak, my intervention is to speak on behalf of Professor Marta Verginella, who is mentor of Erika, and also on behalf of Irina Selishnik, who is the head of the department. So they both asked me, because they cannot attend this very interesting roundtable, they asked me to express their gratitude to Erika and all the guests and all the attenders to organize such an interesting international cooperation. And they both wishes you interesting insights and fruitful debates on this occasion. So thank you. I will not take more time. Enjoy and good evening. Buongiorno, spero che il mio audio funziona, datemi un cenno con la testa. Allora, io ringrazio moltissimo Erika, mi associo ai ringraziamenti per il prezioso lavoro che ha fatto nell'organizzare questo incontro internazionale. E credo che sia un incontro estremamente importante, perché penso che le migrazioni delle donne sono un mondo che attraversa davvero il mondo, questo mondo globale. E questo non è solo una metafora, ma è davvero la realtà e la quotidianità. Io sono abituata a lavorare nell'attualità, nella quotidianità, a contatto con le decine di migliaia di donne che
che viaggiano in Europa nelle più disparate e differenti condizioni. Non è mai abbastanza quando noi parliamo e affrontiamo la possibilità di risolvere i loro problemi, anche i minimi problemi di integrazione, perché è chiaro a tutti, soprattutto a noi che lavoriamo sul campo, che l'Europa in generale, almeno io parlo per i paesi che sono comuni a noi, gli europei, non sono all'altezza. Questo è molto chiaro. Le politiche europee non sono all'altezza di affrontare un così grande fenomeno della migrazione al femminile soprattutto. E quindi il processo di integrazione risulta estremamente complesso, difficile e aumenta in modo sproporzionale la vulnerabilità delle donne che viaggiano, che sono in mobilità in Europa. Noi lavoriamo per affrontare tutto questo e ve lo spiegheranno Veronica Sabala e la dottoressa Vedo, che interverranno dopo di me parlando del progetto che noi facciamo, del lavoro quotidiano che facciamo. Penso che al mondo accademico dovremmo chiedere di spendersi sempre e sempre con maggiore, maggiore efficacia presso quegli ascoltatori, quegli auditori che sono poi in fondo i nostri riferimenti politici anche, perché si aumenti la capacità di accoglienza e di integrazione e di un'integrazione soprattutto adeguata alla questione di genere, per le donne che sono le più vulnerabili e anche per i minori ovviamente, perché dietro ogni donna c'è spesso una famiglia, ci sono dei figli, dei fratelli e ci sono persone che dipendono dal loro sostegno economico, dal loro sostegno affettivo, emotivo. Insomma, la donna è la colonna portante fondamentale di questo mondo, ma quando poi andiamo a guardare le statistiche, le donne sono le più marginalizzate e le meno riconosciute nelle nostre società. Quindi spero che incontri come questo aiutino a migliorare la condizione. Ringrazio tutte e tutti gli organizzatori, le organizzatrici, innanzitutto Erika, ma anche l'università e tutti gli auditori e le auditrici di oggi, sperando che possa essere un dibattito interessante che possa aumentare la nostra capacità di lotta. Grazie. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Tocca a me di cominciare, diciamo, la tavola rotonda. Intanto ringrazio Erika, ringrazio chi ha organizzato e ha messo a disposizione anche il tempo per confrontarci su un tema che penso tutti noi potremo affrontare da diverse sfaccettature. Allora, io rappresento il Comitato per i diritti civili delle prostitute. Avevo preparato delle slide, ma avendo cambiato computer, credo che non potrò in tempo reale proiettarle, quindi vi parlerò della riflessione, che vi porterò la mia riflessione su un tema specifico, ed è il sex work di cui si occupa il Comitato dal 1982, quando è stato fondato. Questa organizzazione è stata fondata perché per portare avanti le istanze e le rivendicazioni per tutela di persone che scelgono di prostituirsi. Parliamo degli anni 80, quindi 40 anni fa. Infatti il Comitato celebra i 40 anni di attività, di attivismo su questo tema. Il sex work oggi coinvolge una popolazione variegata di soggetti che siano LGBTQ, ma oggi parliamo di donne migranti anche, non solo donne europee autoctone, donne migranti che possono e che scelgono anche di fare il lavoro sessuale, ma che si ritrovano in condizione di non poter esercitare il sex work come lavoro.
Allora, con questo cosa voglio dire? Quando si chiede di riconoscere o si rivendica di riconoscere il sex work come lavoro, si chiede di riconoscere dei diritti di lavorare, dei diritti a dei soggetti che vogliono esercitare un lavoro in condizioni paritarie come in altre situazioni lavorative. Quando questo non è permesso, allora la persona è costretta a scegliere, a fare una scelta fra diversi elementi. Di questo, su questo quindi si basa la consapevolezza della persona di determinare, di arrivare a fare una scelta autodeterminata. Vuol dire poter scegliere in determinati fattori socio-economiche che permettono anche di esercitare il proprio diritto, mettere in campo quello che è conveniente. Con questo cosa intendo dire? Intendo dire che la persona migrante, la donna migrante, si ritrova a fare una scelta in una piramide del rischio, cioè deve fare il confronto con la realtà politica, con le leggi sulla migrazione, le leggi sempre più restrittive che impediscono anche di poter dire di voler fare quel lavoro, il sex work, no? Allora, non avere accesso a un permesso di soggiorno per esercitare il proprio lavoro, ma piuttosto ricorrere ad altri stratagemmi pur di rimanere in Europa o in Italia, pur di fare un lavoro, di poter vivere la propria vita da migrante con i documenti regolari. Questo perché? Perché così evita, sempre nel piramide di rischio, evita quindi di fare il rimpatrio forzato, cerca di ottenere comunque un permesso di soggiorno per rimanere regolarmente sul territorio e anche per poter, come si diceva prima, soddisfare dei bisogni e delle esigenze economiche di chi è rimasto nel paese di origine. Ma al di là di questo, il lavoro, l'attivismo che è stato portato avanti dal Comitato per i diritti civili Prostitute Onlus si basa anche su diritti fondamentali della persona. Nel caso della donna si può declinare nell'accesso alla salute, ad esempio, andare oltre agli ostacoli normativi e legislativi che impediscono a una persona migrante che non ha un documento e che non può avere un accesso libero ai servizi del territorio. Parliamo anche della discriminazione, quindi lo stigma contro chi sceglie di fare questo lavoro qua. Io trovo che il subtitolo della tavola rotonda di oggi ricopre anche quello che affligge o che tocca le persone, donne migranti che esercitano il sex work, no? È un lavoro, si parla qui di mobilità, ma anche bisogna tener conto della fluidità delle scelte delle persone che esercitano e che vorrebbero fare questo lavoro liberamente. La fluidità consta anche nel confrontarsi con le leggi che ci sono, quanto conviene farlo, quanta repressione c'è, quanta possibilità c'è di poter esercitare e poter vivere una vita o condizioni di lavoro normali. Noi, il comitato, è anche socia fondatrice di TAMPEP International Foundation, che è stato creato nell'83. TAMPEP International si batte anche per il riconoscimento dei diritti delle persone migranti sex worker e proprio quest'anno TAMPEP ha lanciato una campagna per rivendicare nuovamente questi diritti qua, soprattutto a seguito della pandemia del 2020 che ha esposto le persone marginalizzate in condizioni di vita ancora più emarginate, persone che sono state messe accanto da un lato da tutte le normative di sostegno, le politiche di sostegno che sono state messe in campo dai governi, non solo in Italia, ma in diversi stati europei. Con TAMPEP quindi è stata lanciata una campagna che poi vi manderò il link
proprio chiedendo ai governi, agli stati di ricordarsi dei diritti di chi vuole esercitare il lavoro sessuale come migrante e che voglia vivere comunque una condizione regolare sul territorio, nel territorio europeo. Ultimo punto è il lavoro che il comitato ha portato sul territorio triestino ed è l'altro canto del lavoro del comitato. Quindi ci occupiamo di sex work e rivendichiamo i diritti delle persone che fanno il sex work, ma anche condanniamo fermamente la tratta di persone e lo sfruttamento in vari campi lavorativi, che può essere sessuale, lavorativo, matrimonio forzato e altro ancora. Questo lascerò alla mia collega Veronica che elaborerà meglio questo punto qua. Grazie, buonasera. Allora, io proseguo sul discorso che ha iniziato ad intavolare la mia collega Ermin e vi condivido delle slide. Allora, aspettate, scusate solo. Ok. Quindi, come si diceva, allora io qui rappresento il Comitato per il progetto Stella Polare, che è appunto il progetto antitratta di Trieste. E vi parlerò un po' di che cosa facciamo come progetto antitratta, però in realtà mi piaceva fare una relazione ad ampio spettro, nel senso che le attività poi che concretamente andiamo a svolgere ve le lascio qui, come dire, sulla slide, ma mi piacerebbe invece proporre una riflessione di più ampio respiro, anche cogliendo la suggestione che emerge dalla descrizione di questa tavola rotonda, no? Quindi questo accento che si sposta nella vita delle donne migranti dal lavoro alla schiavitù, dal sogno all'incubo e perché appunto questo accade così spesso, no? Quindi vorrei porre un'analisi su questo perché penso che vada poi anche a offrirci la possibilità di riflettere sul tipo di lavoro che facciamo e anche, mi viene da dire, sulla nostra genealogia, quindi sulla nostra storia, quello che Ermin vi ha appena raccontato e anche Pia prima. Quindi vorremmo un po' parlare degli ostacoli e delle difficoltà che incontriamo poi quotidianamente nel nostro lavoro di accoglienza, ma poi nello specifico io mi occupo della parte di inclusione sociolavorativa delle beneficiarie del programma antitratta. E, quindi sì, le difficoltà, e poi mi piacerebbe anche riflettere insieme a tutte e tutti voi sullo sguardo su di esso, che per quanto mi riguarda è duplice, cioè in primis lo sguardo delle donne su noi come operatrici, ma anche su noi come società di approdo, di accoglienza, e poi viceversa anche il nostro sguardo come società di accoglienza e come operatrici su quelle che sono le aspettative, i desideri e i percorsi delle donne, no? Quindi sul come e perché lavoriamo con le donne vittime di tratta mi viene da dire che inevitabilmente parlare del come porta con sé anche approfondire il perché. E come è già stato un po' accennato, noi lavoriamo secondo un'ottica che è sensibile alle dinamiche di potere basate sul genere e sulla conformazione delle società, sulla conformazione patriarcale delle società, tanto di origine, di transito e di approdo delle donne che incontriamo. Il nostro compito in questo è un compito abbastanza difficile perché dobbiamo ricavare alla fine da queste disuguaglianze le capacità delle donne, rimetterle al centro, valorizzarle il più possibile per fornire loro gli strumenti di supporto che le aiutino a rifiorire nel quotidiano, nella ricerca di una stabilità di un quotidiano autodeterminato e indipendente
soprattutto dallo sfruttamento. Mi viene anche da dire, approfondendo, andando un po' a vedere quelli che sono gli ostacoli che riscontriamo, che ancor prima di riflettere sui contesti di origine, perché alle volte si rischia di mantenere il focus solo su questo, è necessario, a mio avviso, porre una riflessione profonda e critica su quello che è il contesto di approdo, con il quale anche noi stesse, operando nel settore, ci troviamo ad imbatterci quotidianamente. E, sappiamo che la disuguaglianza di genere in Italia è endemica, strutturale e si è andata accentuando ancora di più con la crisi sanitaria. E, con il periodo Covid, su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne nel 2020, quindi insomma questo accentuarsi delle disuguaglianze di genere è ormai più palese che mai. Questi dati vanno tenuti a mente quando si lavora con donne migranti, siano esse vittime di tratta o meno, insomma, perché bisogna partire dal presupposto che nulla è semplice né scontato in questo contesto e che i percorsi di inclusione certo dipendono dalla buona volontà delle donne, dalla nostra, ma molto dipende anche dal sistema di aiuto e da un mercato del lavoro che è fragile, sempre più fragile e precarizzato. Quindi non si può ridurre il tutto alle pur esistenti differenze culturali, no? E ad uno sterile conflitto poi tra il noi versus il loro, no, mondo. Un altro punto sicuramente che mi piacerebbe menzionare come ostacolo poi ai percorsi risiede nella precarietà, nella ormai fragilità dei servizi di conciliazione e offerta abitativa che ci sono in questo paese, che riguardano sì le migranti, ma ripeto, riguardano anche i giovani, le donne native, per così dire, no? Quindi questo scarseggiare di risorse va ad incidere poi sui percorsi, e quando una donna si trova a voler uscire dall'accoglienza che noi offriamo, questi sono i primi nodi problematici, soprattutto quando le donne sono madri, ma anche quando sono singole, molto spesso è difficile poi andare a cercare una casa fuori dall'accoglienza per 1000 motivi. Poi abbiamo degli strumenti normativi che, come si diceva prima, intanto non si adattano sempre ai tempi di emersione e di, come dire, ricerca di autonomia delle donne, non si adattano, non coincidono con questi tempi. Abbiamo il permesso ex articolo 18, quello per protezione sociale, che conosciamo molto bene, va a proteggere, diciamo, le vittime di tratta e ha una durata di 18 mesi. Ora capirete bene che alla luce dello scenario in cui ci troviamo tutte e tutti immersi, è difficile poi che in 18 mesi una persona abbia raggiunto tutti gli obiettivi di autonomia. Non sempre, però è sempre più difficile. E perché? Perché poi la conversione del permesso di soggiorno si lega al contratto di lavoro. In un mercato che, come si diceva, è sempre più precarizzato, e anche le altre forme, diciamo, di permesso, penso all'accesso alla protezione internazionale e al diritto d'asilo, che per alcuni magari può essere considerato più tutelante rispetto al percorso ex articolo 18, ma anche questo presenta alcuni problemi, perché non sempre le commissioni territoriali riconoscono la tratta e la violenza di genere come motivazioni sufficienti per essere abbastanza meritevoli di protezione. E questo lo vediamo nella nostra esperienza, ma anche la letteratura specifica sul tema lo dice, quindi c'è un limite intrinseco a questo strumento dell'asilo, che ormai è sempre più impoverito ed è essere gender blind, quindi non c'è realmente là dentro lo spazio per una visione di genere.
Oltretutto l'asilo sappiamo essere uno strumento che almeno a livello teorico non consente poi di tornare nel paese d'origine, almeno non legalmente né in sicurezza, e questo può costituire un problema perché non si pensa mai al fatto che i percorsi migratori non si risolvono una volta raggiunto il luogo di approdo o i luoghi di approdo alle volte, ma evolvono nel tempo. Pertanto il diritto d'asilo non può continuare a costituire una delle poche, se non l'unica, alle volte soluzioni di regolarizzazione in Italia e in Europa. Altre riflessioni che mi piacerebbe apportare a questa tavola rotonda invece riguardano i percorsi di autonomia e il nostro agire quotidiano come operatrici antitratta. Il nostro obiettivo non è salvare qualcuno, ma, come dicevo, mettere al centro le donne con le loro fragilità ma anche con le loro potenzialità. La buona riuscita di un programma si basa sì su tutto il contesto che ho descritto, ma anche su una relazione di fiducia tra operatrici e beneficiarie che non può essere data per scontata né messa in secondo piano. Perché noi sappiamo bene che poi quando alcuni percorsi sono più difficili o lunghi di altri, spesso sono i fattori strutturali, come per esempio l'essere madri singole e straniere in una società razzista e patriarcale, che interferiscono con la loro ricerca di stabilità e indipendenza, no? Ma nel fare questo lavoro delicato c'è in campo quello che dicevo all'inizio, un gioco di sguardi, quindi il nostro sguardo sulle altre e come loro percepiscono quello che noi stiamo facendo, no? E come noi siamo viste dalle donne, siamo di fatto spesso di fronte a dei dilemmi in questo, perché almeno in prima battuta siamo un presidio operativo, siamo un ente che offre dei servizi, ecco. Ed è qui che entra la necessità del creare una relazione. Per questo è molto importante, e le mie colleghe lo sanno bene, mantenere al nostro interno una comunicazione e una riflessione critica costante su questo, perché l'ospitalità e lo stato di bisogno creano una posizione di ambiguità e confusione, perciò si pone sempre la questione, no, del come condividere un patto che sia il più possibile trasparente dentro al progetto di emersione, dal progetto al percorso di autonomia. E poi, come dicevo prima, c'è l'altra faccia della medaglia, quindi come vediamo noi operatrici, ma ripeto, noi società d'accoglienza, le donne con cui entriamo in contatto. E qui è necessario che il nostro sguardo sia critico, a mio avviso anche non compassionevole e il più possibile autoriflessivo. Perché? Perché le donne sono frammentate quando arrivano da noi. Sono frammentate non per un'incapacità intrinseca, ma perché la frammentarietà è creata dai traumi, dalla complessità delle storie, dal viaggio, da tanti fattori. E spesso noi ci scontriamo con delle frustrazioni nostre, perché come femministe, come operatrici, ci scontriamo con le nostre aspettative di emancipazione nei confronti di queste donne, che spesso non collimano però, insomma. E ricordarselo, insieme a quanto detto fino ad ora, credo aiuti a ricomporre sia l'andamento dei percorsi che loro compiono all'interno del programma, sia il senso poi più profondo del nostro lavoro, che spesso purtroppo è eroso dalla burocrazia, che è sempre di più ogni anno che passa, e le mie colleghe che operano da più anni lo sanno molto meglio di me, dalle miopie istituzionali con cui ci troviamo a scontrarci giornalmente,
Ci sarebbero poi molte altre domande da porre criticamente rispetto al nostro sguardo su queste donne, cioè siamo sicure che la loro priorità sia veramente quella di lavorare sulla propria storia di violenza, per esempio? Magari hanno altre priorità. Come costruiamo una relazione, quel patto operativo che dicevo, no? Che anche sia in grado di far entrare dei principi femministi che possano essere spostati dentro questo tipo di lavoro, no? Quindi, insomma, vi lascio con un sacco di dilemmi più che di risposte. Però una chiusa che ci terrei a sollecitare è questa. A chi si chiede, a noi capita spesso di imbatterci in persone che si chiedono come mai le donne migranti non sono integrate. O la frase tipo di solito è: come mai non sanno ancora l'italiano dopo tanti anni che stanno qua? Io risponderei veramente di guardare a tutta questa complessità, perché l'agency, che è poi sintetizzando in estremo la capacità di agire degli esseri umani, è una mediazione in continua tra le disposizioni interiori più intime dei soggetti e le norme sociali entro cui i soggetti si trovano. Quindi non è mai una cosa o l'altra, ma un amalgamarsi di fattori. E qui chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Interrompo un attimo e chiedo alla nostra Ingrid se ha necessità di anticipare un attimo la pausa. Ci sarebbe ancora Anna. Ok. So, Anna, please, Anna. So good evening, everyone. I'm Anna Čuča. I work in Center for Peace Studies, which is a Zagreb-based non-governmental organization. And I work on the topic and in a team that is covering the topic of asylum, integration, and human security. And first of all, I would like to thank Erika for the invitation, and also I would like to thank all the speakers that were before me. It's very inspiring to see women who are taking up the space and talking about the issues that are very specific to migrant women. And I already have some thoughts that I would like to share later that we can discuss. I will share my screen. I have a smaller presentation, nothing too much. And today I will talk to you about a specific project that I was working on for the past 2 years. The project's name is BEST. The acronym means Boosting Entrepreneurial Skills as a Tool for Integrating Migrants into the Society. And I have to put a disclaimer that this project was not mainly targeting solely women, but it was targeting the overall migrant community in Croatia. But there was a very big interest of migrant women in Croatia to participate, which I will talk about later. So this was a project that was funded by the European Union, and it lasted for 30 minutes. It just for 30 months. It just ended this summer, and the focus of the project was to actually address the importance of building a sustainable inclusion models of migrants. The speakers before discussed this issue that migrant women somehow have issues to become vital parts of these integrated processes that are initiated by the state, and that is correct also in the context in which I work in. For migrant women, a lot of times the state issued matters and the state issues policies oversee the
migrant women specific issues that they have, and they don't go that deep into giving the women and the men, of course, the tools and the means to become vital parts of Croatian society's participants. This project was implemented in 4 different countries. So it covered Croatia, it covered Slovenia, Italy, and Austria. And in Croatia, the local partners were Center for Peace Studies and Impact Hub Zagreb. And what my colleague Helena Habdija from Impact Hub Zagreb and myself wanted to do is to actually empower migrants in Croatia and learn them or teach them how to use the tools that are used usually in social entrepreneurship in their everyday lives, and also how to use the social entrepreneurship as a possibility for building a place for themselves by making their own business, and in that way tackling over the discrimination that a lot of migrants and migrant women specifically encounter on the labor market itself. So the goal initially for us wasn't to have 30 new migrant businesses by the end of 2 years. It was more of empowering them, giving them confidence, giving them the tools on how to decide what is good, what is bad, understanding of the market that they are in. And most importantly, for them to understand that all of them have a very specific and unique skill set that can empower the community that they are in. And that with this skill set, they can become a vital part of our society and, of course, use it for their own financial empowerment. So the project was actually organized around the classes, the courses of social entrepreneurship, where women would come with their own business ideas, or they would simply come with no idea and wanted to learn more about how to make a business of their own in Croatia, what is needed. And the steps were quite long, but very easy in a sense that we would approach every woman and every man individually. We would ask them what are their passions, what they would like to do, what are the skills that they have that they used to use in the countries where they come from. And in accordance to that, we would basically map their opportunities and their business ideas that they would further develop. But the question that all of us pose here, and the question that, of course, we asked ourselves is why would migrant women actually be interested into participating in this type of program? And the research that I've done within another project called Career Path, which is a qualitative research, meaning that I conducted tens of interviews with migrant women, stated or showed the obvious, and that is that migrant women, specifically in Croatia, but I think this is something that is applicable to all the countries in Europe, have a very limited access to the labor market. So the labor market itself doesn't recognize them as persons and doesn't persons who are valuable enough to be integrated in a very fast and easy manner. And also it doesn't recognize in a lot of times the skill set that migrant women have. The second reason is, and maybe the most concerning one, is the amount of discrimination that migrant women experienced once they managed to enter the labor market. So a lot of times the first experiences of migrant women working in Croatia were negative. They experienced a lot of discrimination from their employer or from the colleagues themselves. So they get discouraged and they wanted to basically have a job for themselves in an environment in which they would feel safe. Of course, there is a need for economic emancipation since there is no access to the labor market, or if they had a very bad experience, they wanted to, of course, assure the economic freedom for themselves and to actually have the financial means to pay the costs of life for themselves and their families.
it's very important to know that migrant women are also bearing the cost of financing the families in Croatia and in any other country. And then there were the reasons that they simply wanted to connect with people. They didn't have a network. They wanted to connect with women who are already living there, who might have more experience, and just bring out the network that they might use when they would search for a job in the future. So what were the results of the project is that we had 24 migrant women who successfully went throughout the whole program. So they successfully went through the whole classes that we had. Bear in mind that the usual form of the classes would be for a month long, but having in mind the specific position of migrant women who usually were the caregivers, we managed to make boot camps that would last for 4 days, for 5 hours. So the women could attend for a weekend and extra 2 days, and in that sense go through the course much faster. And we did a one-on-one mentoring, which I still do right now, although the project is done. And out of these 24 migrant women, 4 of them opened their own businesses, and the rest of them is working on their ideas further, and we are further mentoring them. And I would like to here emphasize the importance of having a female mentor who would work one-on-one with a woman of a migrant background, and especially if the female mentor is a person who comes from the community where the migrant woman just moved in. This is very important because the mentoring process for them and for us, of course, was very enriching, but it also allowed them to build a sense of security and allow them to build a notion that they have a person or an organization that can help them out with other issues that might rise. And I have to say that these women are still contacting us for any other issues that they might have. And this relationship of trust is really important for them. It's very visible how a lot of them got encouraged to take up the space more. They are not as intimidated that they were before, and they truly believe that they have something to offer. And for all of this not to be just words, I want to present you the four businesses that arose from the project and that are now led by migrant women themselves. The first one is My Oh My. They are basically leather goods created by a specific designer. Her name is Aniko, and she is making these leather bags and leather wallets. You can find her on Facebook, and if you want, you can of course support her work. She is right now becoming a new mom, so any new customers would be good for her to help out with additional costs that might rise. Then we have a next one, which is an artist. Her name is Saffron, and she is doing different arts, whether you want it on your t-shirt, whether you want it on your bags. You can find her work on Instagram. She uses an Instagram platform, and the name of her Instagram page is Artwork Saffron. Well, the name of her business is Saffredoodle, so you can also Google and find more about her. And the third one is Ivana Castellano. She is also a migrant woman, and she is actually an illustrator. So on her webpage, if you Google her name, you can find all the work that she has done previously. And she is, I have to say that I worked with her. We already engaged her for some projects, and she is very much known in our circle of NGOs. We try to support the people. So if you will need any illustrations for your work, please bear in mind Ivana.
And the fourth one is maybe even my favorite, although they say that you should not have favorites, but this is actually a family who has been living in Croatia for 13 years. And they had the worst experiences that a family can have. But they never gave up from Croatia and they really wanted to stay. And when I met them, they were the most scared people I've ever met in my entire life, but they really wanted to clean the spaces. This is something that they used to do in their country back home. If you would, I was impressed with the woman because when she entered the space where we had the courses, she looked around the room and she was like, oh, this needs a bit of cleaning. So she's very passionate about what she wants to do. And they made their home company, which is led by a mother. So the company is called Sjajno. In English, that would mean brilliant or impactful, and basically they are giving the services of cleaning to the public institutions, to private homes, and we are right now working towards making their business more visible within the NGO community, because we want the Croatian NGO community to actually employ them as cleaners. So the NGO community itself supports the migrant women and their families who are trying to start of their own. I also want to say that none of this is very easy. There is a lot of bureaucracy. There is a lot of trial and error, but it is a process that is, I would say, enriching for them. But also it is a process that definitely needs a mentorship. And while me working in a civil society organization, I really want to help out as much as I can, but I think that all of us here are somehow on the same page when we say that the issues that migrant women are facing have to be addressed on a policy level, have to be addressed by the state actors and decision makers. Otherwise, there will not be any sustainable options for migrant women, and their vulnerability with time will become even bigger and bigger. So this is it from me. If you have any questions, you can ask me later. You can also contact me if you have any ideas or you want to cooperate in future. Thank you very much. Ok, chiedo a Ingrid se è pronta, se ha bisogno ancora di... Ok, molto bene, molto bene. Dovere, assolutamente dovere. Chi comincia prima? Cyril, Melike, Fatma? Melike? Ok. I will start. Okay. Hi everyone, good evening, first of all, and thank you so much for having us today. And we are really glad to be here be with you and the part of this international collaborative work. So we are really happy for being here. So I would like to start, of course, who we are and what are we doing and those kind of things we will talk about today. So we are three organizers, me and Fatma and Cyril, on behalf of JV Atelier DK and Jene Jenema Collective. We are here. We are like a company of women, not leaders or guides in the traditional sense. Like we work as a collective, and we will show some pictures as well at the same time when we are talking. What we have done over the years and what are we doing, you can see at the same time. So first of all, I would like to start with who we are as a JV Atelier DK. Actually, this is the independent, interdisciplinary or non-governmental, non-profit organizations, as you can see on the screen. Actually, I need to mention about, of course, Vera Dait Kral. She was working, she was doing his art last 60 years before she passed away. She was actually the main part of this atelier. And one of the project is the JV Atelier is preserve and promote her art and her heritage. Actually, it's the main target.
one of the main targets for all of our activities. So besides that, we have several programs, including the No Borders program, or which is Woman to Woman Collective and No Borders Integration of Art, or Art of Integration, or Wandering Art Tea Academy, and Gallery Dıkı and Creative Collective Space. So these are the several programs that includes in the Jive Atölye Dıkı programs. So actually we are coming together and we are sharing some passions, knowledge and experiences related with, let's say, tea and our specific arts and the other things. Now I would like to talk about a little bit No Borders program, which is including Woman to Woman Collective. So actually since 2015, several of Jive Atölye members volunteered when the hundreds of people came through to Croatia. So the first project was No Borders Integration of Art, Art of Integration, brought together the refugees and the local artists together, and they made some collaborative works and some art pieces during the intensive workshop. Actually, the project was repeated in the other years, and the project exhibitions and participants traveled a lot in different parts of the Croatia. But in the spring of 2016, when the borders officially closed, then we, as a Jive Atölye Dıkı, we decided to find another solution to how to reach the people, because the borders were closed and people were more isolated, especially women. So there should be something else. That's why we identified women as being more isolated than men. And that's why we try to do something else related with like weekly gatherings and using arts as a tool and to reach people in the reception center, something like that. So as a woman-to-woman group, who we are, this is the actually a key No Borders program at Jive Atölye that brings together women for whom Croatia is home with women who want to make a home in Croatia. So we are actually, our target is to work on community building, exploration of identity, and healing through art. Actually, our target is especially using art as a tool to being well-being. So art is really important tool. So with art, we really want to build a new community, and we really want to improve our well-being, our sharing experience, and we really want to gain skills and share the knowledge and empowerment, these things through weekly workshops and parties and excursions and some kind of other events. We really want to do that. Actually, we really want to create another group, like everyone feels more comfortable and more safe and more better. Of course, we face some of challenges with this process, because as you know, you already know, asylum seekers or refugees or live in uncertainty about their status and their future, because they came here in Croatia and they changed their life from the beginning. I mean, they will start another beginning in new country, in new culture, in new experience. So that is a really difficult situation for all of them. Actually, I don't want to say all of them, because I am also one of the example of them. So it was really difficult. For example, first time I came here and changed my country, changed my life from everything started from zero, and now it's going okay. But I remember the first time when I came here, it was really difficult to face those kind of difficulties. When we came to the reception center, and I observed that the women always are at the reception center, they are more isolated than men, because they are often the main caregivers for children, and they are less mobile and implicated in the host society than men, especially single mothers, more isolated from the other women. So they have some challenges, they have some difficulties they face when they come here. So as you
talked before, I mean, the work opportunities are really limited, and they feel, not they, we felt maybe really uncomfortable, because we try to, you need to wait your papers, you need to take your positive results. In that point, you can just work and see something. But these groups, and really, for example, many times employers take advantage of their women's vulnerabilities, as I don't remember the name, sorry, but she mentioned about they abuse the women mostly, generally. So there are some challenges related with women. So these are related with these are challenges related with the asylum women, but at the same time, the local women have also some challenges they already have, especially related with Croatia. I mean, against the backdrop of growing political conservatism and anti-migrant public opinion, or economic hardships, and especially with Corona and earthquakes in Zagreb, in Sisak, women often bear the brunt. So for all of the women, they feel more fear, worry, and powerlessness. So we need to change, we want to change it, and we want to contribute to increase their well-being and fulfillment, the feeling of fulfillment. So in this process, of course, we need to talk about integration. Actually, integration is the two-way process in our language, in which peoples of different origins and worldwide integrate into an ever-changing dynamic society, which means don't expect everything from the people who come from different country or different culture, like we say, describe it as a refugee or asylum or migrant. Instead of this, so integration is in two-way process, which means the local society and the other people always being together and share something, share their experiences, share their knowledge, their feelings, their good things and bad things, like that. So actually, integration, as at the same time, this is the main focus is on the process more than the destination for us. So it's really important for us. So why women only? Why we are just being together as a woman? Actually, creating woman-only gatherings reinforces the message of safety and trust, as there is a space for more intimacy and freedom of expression that would not exist for various personal cultural reasons if men were present there. So the target is to create comfort and safety and allow healing and discoveries to occur, so that women go beyond initial fear or discomfort in communicating with strangers. So actually, we want to create a safe and secure space for women to exchange their ideas, problems, solutions, or simply to connect as a woman, not as a sister or as a mother or as a grandmother, just a woman. So the main character is being a woman. So the journey, like from taking public transportation to our organization, to exchange of knowledge and teaching of skills, contributes to building self-confidence and agency. So what we achieved until so far, actually since 2016, we have weekly workshops, excursions and gatherings, several hundred women involved since inception and growing, or we continuous weekly gatherings, so excursions into nature, and 9 major gatherings involving between 80 and 100 women for food, music, cooking, and the Nada Image Award in 2020. So gender training, changing web shop, public exhibitions, which my colleague will explain later. We do present our work to the wider population through public exhibitions or bazaars to sell our creations, mainly made from recycled and natural materials. So we also go out into the public when we do catering for our other public activities, exhibitions and workshops. So these are the things that we already done over the years.
So what are we doing in this process? What we use, what kind of things we create. So my colleague Cyril will talk about those kind of things. This is from me. Thank you. Thank you, Melika. So one of the things, as Melika has mentioned, that we use art as a way to come together for many reasons. One of it is it's a very democratic tool because it doesn't matter what language you speak or nationality or faith or anything like that. And some people have incredible talent and other people think Melika was one of them, that she was not creative at all. And art is a way for us to come together, but also to realize some of our own skills. We've tried many different things since we started in 2016 with the Women to Women Collective, in terms of jewelry making, knitting, crocheting, food and dance, as you saw. But now we've been focusing a lot on ceramics. And that came for many reasons. One, it was a simple, very accessible thing to have. And also Vera Daitral, the artist, was using that herself. And then we met some other ceramic artists, Lidia Poshevsky and Anja Slapničar. One is from Croatia, the other one is from, this is Lydia, the other one is from Ljubljana in Slovenia. And we started to, and partially because of Corona, when we weren't able to get some of the things that we had ordered online, so we started even more intensely to harvest wild clay and find natural glazes. And there was something very poetic about that. Here we are, all of these women, and we happen to find ourselves in this region. And so to use this earth and then to transform it and make it into collaborative pieces, was a very powerful and very symbolic thing that we've continued to do, and we are continuing to learn and grow about that. This is a particular picture in Maksimir Park here in Zagreb. And so this, but besides this art and the ceramics, so we've been meeting at least once a week, but often much more than that, either one-on-one or in small groups, because it's also about the ongoing support, whether it's helping someone fill out a family reunification application, so very bureaucratic, or finding an apartment, or finding specific food sources, or getting diplomas recognized, all of these things. So there's a lot of care work that is going on, and that we all engage in equally. It's and that becomes it's an ongoing theme. So this continuity is what builds us this foundation and trust that we have. And so we have more and more women coming and people going away. And of course, it's always difficult when women are forced to leave for whatever reason. When we hear of pushbacks and deportation, it all affects us very intimately. And we focused a lot on privacy and to have this intimate space, because there isn't very much of an opportunity for us to come together as women, regardless of regardless of the status. We actually only mention status when we do a conference, but when we're together, none of that really matters. But we've also realized that we need to go to another level. We made a transformation. At first, it was very much service oriented. What can we, local women, do to open up for foreign women from the reception center? But that has come around very much. Now it is us coming together as women and trying to see how we can empower each other. So we try very much to break a pyramid structure and have much more of a horizontal structure in terms of our decision making. You've met my colleagues Fatma and Melika and there's a few others, so it's a core group, and we discuss things together. Then we bring it to an even bigger group of women who come on a regular basis, and we do this participatory decision making, using Google Translate, using email, teaching some women how to use email. Others, of course, know how to do it, but trying to really focus on equity and making sure that at every part of the way people feel that their opinion is important, that their voice is important, but also what does it mean to have an opinion and to have a critical thinking about a project. So it's
the process is what's important to us much more than the destination. And it's an ongoing struggle, and that takes a lot of patience. And, you know, we're constantly telling people to use different languages when we communicate on various WhatsApp groups, for example. And so this really builds agency, and it helps, we believe that it helps all of us women in all sense of our lives, not just when we come together, but also, you know, when you're going out to look for a job or preparing for a job interview, or you know, any of the management at home that needs to happen, because we have this greater sense of confidence and agency that we can build and support one another. So we're constantly asking for feedback. We had a meeting with, I don't know, about 15 women from 12 different countries, and try to ask each one, and this is how we come up with some of our project ideas. For example, what you see is a web shop that is no longer working, but we use participatory decision making to decide what do we do when we get money from each of these pieces. And it took a lot of time, but we came up with different options, and we asked for feedback, came up with more options to try to see what is best. And now we have a system. It's quite complex, but it's working, where we, you know, give a percentage to our organization, give a percentage to our program, give a percentage to the emergency fund, but then have each of the pieces reflect the collaborative work of all of that, of making that piece. So even if there's one main artist or two that have made one piece, and they will get, let's say, a bigger percentage, then the rest of us, because we were present, because we are active, so it is based on attendance, also get a piece. And so it's this reflection of a greater equality. So it's not pure capitalism, where if you work faster, you're more talented, you get more. Because that's not what we're about. So it really is about making our own definitions for what sort of community we want to build, what integration means to us. And it's, and I'm coming to an end. So now, very quickly, the last few pictures are collaborative pieces that we've done with artists, and we've been also going out into the public much more with exhibition and interactive workshops into parts outside of Zagreb. So it's to really decentralize. And we're trying to be sustainable, but we continue mostly on our enthusiasm and our energy. And we're also open to collaboration. We do believe that this can be replicated in other places. But yeah, sustainability is definitely one of the greatest obstacles, but we're still here, and we will continue to be. Thank you. Melike, Cyril e Fatma, grazie mille per la testimonianza di questa esperienza che trovo sia fenomenale, potentissima. Ed ora all'unico uomo della serata. La parola all'unico uomo e unico sindacalista, perché, ripeto, Michele Piga non potrà essere con noi questa sera a causa di un ingorgo di impegni sindacali, per cui Goran, the screen is yours. Okay. Yeah, hello to everybody. Well, I hope this is not only my only characteristics to be a man. Hello to everybody. I'm really glad to be here. Erika, thank you very much for the invitation. Maybe just a minute or two to say not only who I am, man, but who we are. We are a small NGO, well, trade union NGO. I will say that much a little bit later about that. Which is dealing with direct counseling and direct advocacy of workers. So we are a membership-based organization, and we have about 2,000 members. So that's why I'm saying that we are a bit like trade union NGO, or a bit like NGO like trade union. So in lots of cases, our members are migrants. In lots of cases, our members are migrant women.
So to say what are the patterns of migration in this part of Europe is to say about the policy of migration, and is to say about the state policy. So in Slovenia, let's say the majority of migration flow is coming from the ex-Yugoslavia states. So that means from Bosnia and Herzegovina, from North Macedonia, from Serbia, Kosovo, and in lots of cases, this migration flow is going through the so-called family unification. So what does it mean? It's basically a form of justifying traditional family social patterns. So in practical way, it means that first comes the man goes to work at, for example, a construction site, or the man goes to work as a truck driver. Then after a year, and now after a new law was enacted in Slovenia this year in May, after 2 years, then comes a wife and the children. And in between that space, the man part of the migration is working at the construction site surrounded by men. So basically that means that this masculinization of the labor market is getting higher and higher. So, but what is happening with women migration? It's happening that when women migrants or female migrants come to Slovenia, then she has to wait to be employed. She has to wait to get the papers. In that period, in that time, in lots of cases, lots of women migrant workers, they tend to work in the irregular way, without papers. And they tend to work as, for example, cleaning ladies or cleaners or domestic workers without papers. So this is their first interaction with the labor market. And this is, not, of course, it's not the interaction, it's exploitation. So their first interaction / exploitation is basically through this pattern, which is sponsored by the state. So, and this is quite problematic, of course. It's not only generating traditional social reproduction patterns, it's also regenerating exploitation or labor market. And, so that means that, for example, after a couple of years, after 2 years, when female women come to the Slovenia to work, then she works first irregularly as a cleaner, then she works regularly as a cleaner, but still she is exploited because she has the same employer. And of course, this same employer is used to have workers to exploit. And this is not me exaggerating or talking about the trade unions. Unfortunately, this is a fact. Parts of the labor market are parts which are basically designated for migrant workers, regardless men, women, but these are the parts which are more or less designated for the highest level of exploitation. And talking about women migrants, well, they're basically double excluded. They are socially excluded. They're basically put in the frame of the traditional social reproduction role, and they are excluded also in a way of exploitation of labor market, because in the first, let's say, year, they work without any papers. And this is, of course, a double problem, because as I'm saying repeatedly, and this is why I'm saying deliberately, because they're repeatedly being exploited through various same employers. And these employers, they know each other, and they say, okay, we do like this, nobody is coming to us, nobody is going to, let's just say, you don't have to work like this, please be careful. For example, labor inspector will come. Well, in lots of cases, they don't come. So what does it mean? It means that these levels of exploitation, maybe after a couple of years, maybe migrant worker is going a bit higher, the wage is going a bit higher, but the exploitation is still there. So the layers and the levels of exploitations are different. For example, we had the cases in counseling office for workers of a domestic worker. She was working in the embassy of one of the EU states in Slovenia. And this was like a horrific situation where she was trapped in the embassy for 22 hours a day. She was allowed to go out for 2 hours a day. Other 22 hours, she had to work. And she was harassed by the family which was living there. And basically, she was trapped there. And she was saying this is not the only case
of such level of exploitation on the embassy of, for example, yes, also EU state. And next, for example, a little bit less level of exploitation was the case that we had a couple of months ago, also about a cleaning person, which she didn't get any wage for 6 or 7 months. And she was afraid to come to anybody. She was afraid to talk about it. So we have lots of cases of exploitation on various levels, but this is what I have to emphasize. In any case, we have also lots of cases of women migrant workers which are really self-empowered, which are really empowered, and they say it's enough. They come to us and say, you know, I can't stand up work like this. I have to do something, but I don't know how to do this. So we basically equip them with information, and they talk with the employer. They, well, yes, of course, sometimes also yell to the employer, and then we can fight together. But I'm really, let's say, not so good when hearing about vulnerability of workers. And well, you know, in lots of cases, they are not vulnerable. They are just, you know, put on the other side of the labor market, on the invisible part. You just have to give them voice. And this is the part that we basically have to do. We have to give them information and the voice. So it's not so, let's say, tragic story per se, but we have to emphasize, we have to fight for each of these cases so that it wouldn't be like a normal pattern. Because in lots of cases, unfortunately, it seems like it's normal pattern. First men, after 2 years come the women, both are being exploited. Well, of course, they're migrants. Well, it's not a normal pattern. It's totally abnormal pattern. So I'm really glad to be here to hear all these optimistic and quite, yeah, great stories. And I think it would be great also to connect between each other, to connect all these informations and also experiences, how to fight these not only exploitation patterns, but also these, let's say, stereotypes which are all around us. And this is why I'm really glad to hear all of these stories. And I could talk about that, you know, for a couple of months, but I'll shut up here and I'll just say that next time, tomorrow or on Monday or Tuesday, I hope that the level of the exploitation and the level of all of these stories would be lower, and let's say the loud and the voice of migrants and migrant women would be louder and higher. So that's it from me. And in case of any questions, I'm here. And in case of any questions about my contacts, Erika has my contacts, and that's it. Goran, grazie mille. Apriamo adesso il question time. Se ci sono domande, come ho detto all'inizio nell'introduzione, le domande dei panelist verso altri panelist hanno la precedenza. Ermina, hai una domanda? Sì. Tu? Ho una domanda per le colleghe di Genama, che hanno parlato del lavoro che fanno con le donne che vogliono vivere, le donne migranti che vogliono vivere in Croazia, no? Siccome noi ci troviamo a Trieste e siamo proprio nel mezzo del discorso della rotta balcanica, vediamo arrivare tantissimi uomini e spesso la domanda è: non ci sono donne? Dove sono le donne? Ci sono donne che passano attraverso la rotta balcanica? Quindi è interessante sapere che loro comunque intercettano delle donne, e la domanda è:
se sono le donne che sono in viaggio o se sono donne straniere, migranti, che sono sul territorio da tanto tempo. E quindi che tipo di contatto è questo, no? Perché ha parlato anche del No Borders Program e quindi vorrei capire un attimo se intercettano le donne in viaggio dei flussi recenti oppure se sono donne che sono presenti sul territorio da più tempo. Grazie. Chi vuole rispondere? Cyril, Melike, Fatma? Melika, Fatma, would you like to say something? You can start first, maybe we can add something later. Okay. I mean, maybe Anna Chucha will also be able to add to that in terms of some of the research that she might have come across. But in terms of the women that we come in contact with, in 2015, it is true that, and 2016, most of the women who were part of Women to Women are now gone. I mean, they are, for the most, some of them have gone back to Iraq or Turkey or Syria, but a lot of them have moved on to other parts of Europe. We have had cases where the men went first and now the women are following behind. When the route with Serbia was much more difficult and people were going through Bosnia, then there were definitely a lot of cases where women and children were sent first actually to Croatia, and then the men would hopefully later follow. So it was very diverse. We've had cases where women come for 1 or 2 times, and others where, you know, were like us who have been there for years. So it's a very big diversity, and that also requires us to be flexible, except in this idea, you know, of this feeling that they automatically belong in the community regardless of how long they stay. We try to stay in touch with people after they've left. A few of the families have gone on to Italy or to France, and we either hear about it during or before or after the journey, and it's always very nerve-wracking. But in terms of numbers, I cannot tell you what the numbers are now. It fluctuates a lot. Now in the reception center, there are a few women for some and children. For some time, it was only men. So it's, you know, winter is coming. Situation in Bosnia isn't good, as you know. So yeah, and the reception center, partially due to the politics, is closed off to organizations like ours and CMS, the Center for Peace Studies. Before, a lot more organizations were involved. Now the government has shut down access except to 2 organizations that essentially deal with health, Red Cross and Médecins du Monde. So that's so we rely a lot on word of mouth to connect with other women. Maybe, Ermina, I can give you a bit of a context of why you will mostly see men coming to Trieste in the recent times. Is mostly because of the route, as Cyril mentioned, changed, and also because of the politics of Croatia and how Croatia manages the borders itself. I don't know if you've heard, but we now for 5 years have an issue with unlawful and violent pushbacks of refugees. So when people come to Croatian territory and want to seek asylum, they are pushed back to Croatia, and Slovenia pushes back them to Croatia, Croatia to Bosnia, and so on. So there are like this chain now movement of pushbacks all across the Balkans, what the data and what the word, what we see in Bosnia and hear from the people is that the route has become harder and harder because the beatings of the police are harder and harder. So now mostly men are the ones who are going first because they
it's a tough route. So there is now even a trend of them leaving the families in Bosnia, but the situation in Bosnia is now so deteriorating that now, for example, in winter time last year, we witnessed a lot of families grouply going, so with smaller kids, hoping that they will get the access to the asylum itself. And also what is important to say that sometimes when families are caught by the police, they separate the family in a sense that they take the women and the child to the reception center and then they push back the men. So the men find themselves again in Bosnia, and then they are fearful of coming to Croatian police because they fear they will be pushed back again. So they take the route towards Italy and with the hope of applying for asylum there, and then initiate the family reunification process. Thank you. Very clear. Thank you. May I? Sì, solo una considerazione. Noi abbiamo, almeno a Trieste, che siamo uno degli hub della rotta balcanica, vediamo questa rotta come una grande pista carovaniera, ok? Di questo enorme flusso, questa grande arteria che porta persone dai Balcani verso l'Europa centrale, che per certi aspetti e in certi periodi è stato effettivamente così. Però come ha specificato prima Cyril, ho l'impressione, e credo che insomma di essere confortata appunto anche dalle esperienze che abbiamo sentito, che sia qualcosa di un po' più complesso. Cioè la rotta balcanica credo non possa essere considerata, l'esperienza all'interno della rotta balcanica non può essere considerata come un unico flusso di scorrimento di persone, ma appunto si arriva, si torna indietro, si riparte, ci sono degli spin-off, altre vene più piccole. Chiedo alle colleghe Anna, Cyril, Fatma o Melike di confermare o confutare quello che sto dicendo. Yeah, I would just say absolutely that there is this constant flow, which, you know, there are times where obviously it's very frustrating to us because there's people, you know, the priority is safety, the priority is getting connected to the families, the priority is shelter, food, job, language, etc. And we don't offer any of that specifically. And so there was a time, especially in the beginning, when we thought, you know, what are we doing? Art projects, ceramics, like this is not what people need. But then over the years and in talking to people, we realized actually what we all do, and I'm talking about everyone here in this conference and beyond, is very much important and very much connected, because there is so much fear, worry, stress, trauma, etc. It makes everything else in one's life very difficult. And so if we can do even a little bit of providing a sense of warmth and comfort, that already helps a lot. We have a woman now, she's been pushed back many times, many times. And we see a pattern. For example, she's trying to learn the language. She says she cannot. Her focus is completely messed up. And I'm sure others of you working in trafficking and things, and you know, have faced similar things. It's not that there is an intellectual incapacity. It is that there is so much trauma, stress, and depression there. Of course, over the years, and we hope for this woman as well, she will be able to, you know, speak better in the local languages, whether it's Croatian or English. And so all of this work is very much, it's important to have the holistic view when we consider any person's story. Later I have a question for Armine, but yeah,
Thank you. Is it possible for me to continue? Do you hear me? Sì, Urška, ti do la parola io. Puoi parlare. Can I? Okay, sorry. I was listening this conference very attentively, and I have to say that I'm glad that I attended. I see examples of good practices, which I think it's very important to give a sense of dignity to the people who are frustrated and really have difficult times behind or even ahead of. And I will speak maybe now as a historian of migration, because this is one of my my huge interests in research. I am really astonished to realize how, for instance, the world after the Second World War had a very good plan how to deal with refugees and displaced persons. And for instance, if I can focus on Canada, which was my case, everyone who entered the borders of Canada had to apply for a 2-year working contract, which gave him not a lot of money to live, but a decent place to stay and to work, and thus to gain cultural and language competences. And I think nowadays, like Anna Čuča mentioned, we have only national politics that try at least to be effective, but we need continental or at least global politics and political will to do it, because we see all these ecologic catastrophes and we can only sense that migrants will go around the globe, not only enter Europe according to these routes that are actual now. So I think there has to be, I don't know, there has to be built a network that would press on politicians, and not only press on them, but maybe also to develop a plan how to deal it. I don't know. This is just an idea. And the other point of my point addresses the standing point that probably I'm sure that Goran knows it very well, that not only migrants are exploited, but workers, national workers as such, also in our states. I don't know, and we need to have this broader push towards the politicians as well to make all of the people who enter and who work in our countries to have a decent life. Many people, and also migrants among them, or those who are partially acculturated into the society, they don't have the same salary, the full salary. They get supplements to the minimum wage. Many of them, especially those who are working in the cleaning services, in the low-rank medical nurse works, in the I don't know, security guys and taxi drivers. A lot of people where also a migrant layer of population is very much present, gets this supplements to the minimum wage once they get the wage, which is, and they many of them working in several shifts, also in the nights. Urška, scusa, c'è Ermine che vorrebbe intervenire, era una panelist e mancano 3 minuti alle 8, per cui magari lascerei la parola ad Ermine. Ecco, ok.
Ermine, prego. Grazie Erika. Devo cambiare lingua. Allora, era molto interessante l'analisi della professoressa e io sono molto d'accordo sul fatto di rivedere le politiche migratorie europee, cioè concedere più tempo per le persone per stabilirsi e poi vedere in ciascun caso cosa è la cosa migliore da fare, no? E non prima categorizzare le persone. Ma prima volevo fare una considerazione su quello che hai detto tu, Erika, cioè la fluidità e il fatto che non c'è solo il Balkan Route, no? E noi siamo un progetto antitratta che nel 2000 il comitato ha scelto di aprire lo sportello, l'ufficio a Trieste, proprio perché già allora c'era un passaggio di donne, già allora Trieste era un punto di arrivo ma anche di passaggio, no? Di persone che andavano, di donne, nel caso nostro il fenomeno che ci interessava era la tratta delle donne e quindi che erano destinate a altri stati europei. Quindi Trieste rappresentava la porta d'ingresso per l'Europa dell'Est. Oggi è cambiato il mondo e quindi è la porta d'ingresso per tante altre nazioni e non solo persone che provengono dall'Est. Questo volevo dire, giusto per completare l'informazione. Grazie. Ok, se non ci sono altre domande, spero di no, io chiuderei perché siamo tanto in ritardo, ma proprio tanto. Patrizia, lei vuole dire qualcosa, salutare? È stato un pomeriggio interessantissimo, difatti io non mi sono neanche accorta del tempo passato. Spero che iniziative di questo genere, io segnalo la nostra disponibilità ad eventualmente organizzare, ad accogliere, a dare ospitalità a queste associazioni, a questi sindacati, a queste persone che si stanno adoperando e devo dire da quello che ho visto con dei risultati assolutamente eccezionali, per cui ringrazio tutti i partecipanti, è stato veramente stimolante per me sentire questi interventi. So che siamo in ritardo, ma certe volte anche i tempi si possono dilatare quando c'è qualcosa di significativo da presentare, da portare avanti. Grazie a tutti voi, grazie a tutte e a Goran. E grazie a Erika che ha fatto un lavoro magistrale. E io confido che possiamo mantenere i contatti, magari anche far visita alle nostre associazioni se il Covid ci permetterà di muoverci un pochino più liberamente. Io sarei molto lieta di ospitare qualcuno o qualcuna di voi a Trieste proprio per uno scambio proficuo di esperienze di cui c'è un grande bisogno. Grazie. Ok, io ringrazio davvero tutti, speakers e pubblico che è voluto intervenire. Ringrazio tantissimo Ingrid per il lavoro preziosissimo che ha fatto. Ingrid, grazie, 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 grazie. E come diceva Nanni Moretti, non perdiamoci di vista. Buona serata e grazie. Grazie mille, buon lavoro. Rosy De Riveter vi saluta.